TG Plus Sport edizione di Venezia, buonasera. Apriamo il nostro notiziario sportivo parlando di calcio. Primo impegno sul campo per il Venezia Football Club di Giovanni Stroppa che domani, sabato 19 luglio alle ore 17:30 a Falcade, affronterà il Real Vicenza nella prima amichevole stagionale. Un'occasione per iniziare a mettere minuti nelle gambe e per i tifosi di vedere all'opera la squadra arancio e nero-verde nella sua prima uscita ufficiale. Durante la giornata di sabato, in occasione della partita, sarà attivo il Venezia Football Club Village, dove i tifosi arancio e nero-verdi potranno vivere l'atmosfera del ritiro. All'interno del village, che per l'occasione resterà aperto fino al termine dell'amichevole, sarà presente un temporary store ufficiale con il merchandising ufficiale del club e la possibilità di sottoscrivere l'abbonamento per la stagione 2025-2026. Il weekend a Falcade proseguirà domenica mattina con un allenamento, al termine del quale i giocatori passeranno al Venezia Football Club Village per incontrare i tifosi, concedersi a foto e firmare autografi. Passiamo al basket femminile. A seguito del Consiglio federale FIP svoltosi nella giornata di ieri, è stato definito l'organico delle squadre partecipanti ai prossimi campionati della LBF. Federazione Italiana Pallacanestro e Lega Basket Femminile hanno tenuto conto di diverse necessità per trasformare una possibile complessità in un fattore positivo nell'ottica dell'evoluzione che subiranno i campionati nel corso dei prossimi anni. Di seguito la composizione del campionato di Serie 1 per la stagione sportiva 2025-2026. Omeps Battipaglia, RMB Birixia Basket, Logiman Broni, la Molisana Magnolia Campobasso, Autosped BCC Dertona, Aran Cucine Panthers Roseto, Alama San Martino, Dinamo Banco di Sardegna Sassari, Famila View Bar Schio, Geas Basket e naturalmente Umana Reyer Venezia. Passiamo al basket maschile. Serafin Cagividi è ufficialmente il nuovo centro del Gemini Basket Mestre, 213 cm x 105 kg, classe 2003. Il gigante camerunense è pronto per l'avventura in Serie 2 con coach Mattia Ferrari. Cagividi torna dunque in Serie 2 dopo la parentesi imolese. La stagione precedente infatti l'aveva visto indossare la casacca della 9 Monferrato Basket. In Italia ha giocato anche con l'Unibasket Lanciano, Pescara e Casale Monferrato. Tra i suoi record nella stagione appena trascorsa i 19 rimbalzi nella partita del 1 dicembre contro l'Orlandina e il 30 di valutazione il 22 dicembre nella trasferta contro l'Umezzane. Queste le sue prime dichiarazioni in biancorosso. Sono veramente molto contento di far parte della famiglia del basket Mestre con una piazza storica e molto importante. È stata una scelta facile, dettata dalla voglia di vincere e vivere insieme una grande stagione per onorare la maglia e raggiungere il nostro obiettivo. Un saluto ai tifosi e ci vediamo presto. Concludiamo con l'atletica. Caorle mette la sveglia in piena notte e promette un'alba da ricordare all'insegna di sport e divertimento. A Treviso, poco più di un mese fa, sono arrivati più di 3.000 e ora sabato 19 luglio l'appuntamento si rinnova nella rinomata località balneare veneziana, dove la 5 alle 5 ha debuttato con successo nel 2023. La formula dell'evento, come sempre curato dall'ex maratoneta Tour Salvatore Bettiol, insieme al comitato organizzatore della Mezza di Treviso, è semplice e vincente. Sveglia in piena notte, ritrova in centro, la partenza sarà nei pressi della chiesa della Madonna dell'Angelo, 5 km di corsa o camminata per i meno allenati e per finire una bella colazione di gruppo in riva al mare con caffè e cornetto. L'orario di partenza le 5 esatte, poco prima che albeggi. Nel silenzio ovattato dell'alba, la corsa diventa l'occasione per andare alla scoperta di luoghi noti e meno noti della città. Il fascino di Caorle farà il resto. Questa era la nostra ultima notizia. Grazie per essere stati con noi. Arrivederci.